Abbiamo avuto i primi contatti verso aprile del 2020 con Casa Zero. I lavori sono iniziati nel febbraio 2022, aprile si sono bloccati e questo è il risultato. Lavori ancora da finire. Lavori ancora da finire, finestre scassate, scuri sono stati tolti e buttati via, le grondaie non sono ancora finite, l'acqua ci entra dentro. Da dove vi entra dentro? Sotto le finestre, perché quando batte sulla finestra chiaramente entra dentro. Poi vi siete rivolti all'azienda, cosa vi è stato detto? E a settembre iniziamo, agosto iniziamo, riportiamo tutto quanto, però siamo arrivati a quasi ottobre e ancora siamo così. Coppie ancora da mettere su. Importo dei lavori 224.172 euro, sconto in fattura stessa cifra, costo a carico del committente 0 euro, così è scritto nella targa di concessione edilizia esposta nella siepe di fronte alla casa. Ad oggi la famiglia Campeotto ha sborsato 1.100 euro, non sanno quanti crediti fiscali hanno ceduto la cooperativa Casa Zero e con l'inverno alle porte una sola certezza di non avere nemmeno il riscaldamento. La caldaia non è più funzionante perché è stata staccata. E come farete quest'inverno? Quest'inverno provvederemo con il caminetto, che è un termocaminetto, male che vada, compriamo la legna. Scalderete a legna? Sì. Pompe di calore in garage ancora da installare, nuovo impianto fotovoltaico nel tetto ancora da allacciare, le porte e le finestre sono ancora da sostituire. L'inverno per questo nucleo familiare di 6 persone, fra loro 2 bambini di 10 e 12 anni, sarà molto duro da trascorrere. I disagi sono tanti, e soprattutto adesso con l'inverno che si avvicina. Riscaldamento, acqua calda, tutto un insieme di cose. È da febbraio che andiamo avanti e ancora non vediamo la luce in fondo al tunnel.